La Ford Fiesta Rossa del giudice verrà esposta per la prima volta al pubblico domani e sabato a Canicattì. Potrebbe intervenire la magistratura ad Agrigento per fare chiarezza sulla curiosa storia di un inquinamento che ci sarebbe ma non si vuol vedere. Il governo regionale finanzia i lavori per la sistemazione del porticciolo. L'Acragas chiarisce la vicenda del giocatore convocato nonostante la squalifica. Sabato a Porto Empedocle arriva Totò Schillaci, il bomber di Italia 90, per l'inaugurazione del nuovo stadio. Benvenuti a TVA Notizie. Domani è sabato, la Ford Fiesta che Rosario Livatino stava guidando il 21 settembre del 1990 verrà esposta al pubblico per la prima volta al complesso San Domenico di Canicattì. Arturo Cantella. Venerdì mattina, domani, i carabinieri della compagnia di Canicattì scorteranno la Ford Fiesta Rossa condotta dal beato giudice Rosario Angelo Livatino nel momento in cui incontrò il martirio dal luogo in cui è stata gelosamente custodita negli ultimi 30 anni fino al complesso San Domenico di Canicattì, dove l'auto sarà esposta al pubblico per la prima volta in assoluto. Non era un'auto blindata, ma soltanto una piccola utilitaria, quella che la mattina del 21 settembre del 1990 il magistrato dichiarato beato guidava lungo la strada da Canicattì verso il tribunale di Agrigento, allorquando i sicari della SID sulla strada statale 640 all'altezza del viadotto Casena aprirono il fuoco. E quella Ford Fiesta Rossa, ripresa nelle 1000 immagini che testimoniano il brutale omicidio del magistrato martire, lasciata al margine della strada dal giudice Livatino nel disperato tentativo di fuggire alla furia dei killer, resta nella memoria di tutti con i vetri infranti dai numerosi colpi di arma da fuoco sparati dai mafiosi. L'auto che si diceva fosse andata perduta è stata invece recuperata e lasciata dal padre del beato in eredità ad una persona molto vicina alla famiglia che l'ha parzialmente restaurata e ben conservata. Dichiarata bene di interesse culturale nel 2017, la Ford Fiesta Rossa è stata usata durante le riprese del film Il giudice ragazzino. Ora, nell'anno della sua beatificazione, il proprietario ha deciso di affidarla fiduciariamente al comandante della compagnia dei carabinieri di Canicattì Pacifico, affinché questa reliquia civile possa essere esposta. La Ford Fiesta Rossa del giudice Livatino, scortata dalle gazzelle dei carabinieri del nucleo radiomobile, sarà quindi trasferita al complesso San Domenico a Canicattì, dove venerdì e sabato resterà in mostra durante gli eventi della settimana della legalità, rassegna culturale attualmente in corso dedicata all'eredità civile, morale e spirituale lasciata dal beato Rosario Angelo Livatino. E veniamo a una vicenda davvero curiosa. L'acqua non sarebbe potabile tra smentite e conferme. Ad Agrigento, per capirci meglio, potrebbe scendere in campo la magistratura. Vediamo. La potabilità dell'acqua che viene erogata non ci sarebbe. Non sarebbe cioè potabile l'acqua, malgrado l'ultimo comunicato del comune che fa riferimento ad un altro comunicato, quello dell'AICA, secondo i quali non c'è stato nessun problema, tanto che le ordinanze sindacali verranno, dicono, revocate. E mentre la confusione cresce, a Fontanelle, in un condominio, le analisi eseguite per conto proprio hanno stabilito che l'acqua delle vasche è inquinata. Ieri abbiamo parlato di telenovela. Oggi è forse il caso di chiedere un intervento dei magistrati di via Mazzini, perché a questo punto soltanto la magistratura riteniamo possa dare una mano ai cittadini giustamente preoccupati. Per sapere una volta e per tutte la verità su questa storia che comincia a puzzare, forse più della stessa acqua. La gente ha diritto di sapere e se nessuna delle autorità preposte è in grado di dare risposte chiare, è il caso che a scendere in campo sia proprio la Procura della Repubblica.
fumo dai computer e dai telefoni di Palazzo dei Giganti. Il comune di Agrigento in tilt per lo strano evento che ha interessato la centralina di Vicolo Teatro. Ad intervenire sul posto immediatamente sono stati i vigili del fuoco mentre gli uffici venivano evacuati. Per fortuna solo paura tra i dipendenti comunali. In occasione della venuta ad Agrigento per la presentazione di un suo libro, il deputato Alessandro Pagano, al microfono del direttore Arturo Cantella, ha parlato anche di politica. Una lega di governo e una lega di lotta, questi sono i temi che in questo momento sintetizza Salvini. Ecco la Lega che si presenta anche a queste amministrative, insomma facciamo il punto sul futuro della Lega che ambisce anche a una candidatura regionale un altro anno a presidenza della regione. Cosa c'è di vero? Beh, intanto c'è da dire che se non ci fosse la Lega oggi probabilmente avremmo Ius Soli, il DDL Zan sull'omofobia, la legge patrimoniale, la legge sulla successione dal punto di vista e poi tante altre leggi, per esempio quota 100, tutte queste cose qua sarebbero tutte d'amblè eliminate da quello che si chiama il partito radicale di massa, cioè il Partito Democratico, che utilizzando la forza elettorale dei 5 Stelle ovviamente fa e disfa tutto quello che vuole. Per fortuna noi siamo andati nella Lega proprio per fermare queste derive totalitarie e soprattutto ideologizzate. La Lega è entrata in questo governo per dare il suo contributo, ovviamente per far sì che ci fosse un miglioramento della nostra società, non certamente un peggioramento, cosa che invece ho appena citato le leggi che non sono diventate tali grazie a noi. Quindi piuttosto che stare all'opposizione e guadagnare punti percentuali ci siamo messi a servire il Paese. Ecco, quello che può essere tradotto oggi come azione di governo di Matteo Salvini e della Lega non serve perdere qualche punto percentuale, serve oggi dimostrare di essere autentica forza di governo. Penso che ci stiamo riuscendo, il sacrificio ne vale la pena. La Sicilia è la componente più importante dell'Italia. La candidatura alla regione? Sì, il più importante dell'Italia in questo momento storico, perché è noto che la vittoria delle regionali da parte di uno schieramento piuttosto che un altro determinerà al 90% la vittoria delle politiche, visto che noi votiamo a ottobre del 2022 e le politiche sono febbraio-marzo del 2023. Guardiamo con attenzione quello che succede. Ancora una volta Salvini è sul pezzo e comunque molto dipenderà dalle prossime evoluzioni. I prossimi 3 mesi saranno importantissimi. Una max truffa è stata scoperta a Messina dalla Guardia di Finanza ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono 25 persone indagate. Una presunta maxi truffa all'SSN è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Messina. 25 le persone indagate, di cui 3 destinatarie di misura interdittiva. I reati ipotizzati a vario titolo sono di corruzione, falso, accesso abusivo ai sistemi informatici e truffa aggravata. L'ordinanza emessa dal Tribunale Peloritano dispone nei confronti di 3 indagati la misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e di ricoprire incarichi apicali nell'ambito di imprese e persone giuridiche per la durata di 4 mesi, nonché il sequestro di liquidità finanziarie per oltre 3 milioni di euro nei confronti di 7 strutture private convenzionate, provento del reato di truffa aggravata in danno del Servizio Sanitario Pubblico. Tra i 25 indagati a vario titolo ci sono funzionari pubblici dell'azienda sanitaria provinciale di Messina e responsabili apicali e dipendenti delle nominate strutture private convenzionate, titolari delle più conosciute e importanti case di cura operanti nella città dello Stretto. La complessa attività di indagine sviluppata dagli investigatori in materia di spesa pubblica del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina, su delega del pool di magistrati della Procura della Repubblica di Messina, specializzati al contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, ruota intorno all'acronimo DRG, Diagnosis Related Group, un dettagliato sistema che consente di classificare ogni singolo caso clinico in una determinata casella. Variabili in relazione alla diagnosi, agli interventi subiti, alle cure prescritte, ovvero alle caratteristiche personali del singolo paziente ricoverato in una struttura accreditata. Proprio sulla base del DRG, ogni singola regione prevede la tariffa da rimborsare alla casa di cura privata convenzionata. Le indagini hanno portato alla luce, secondo l'accusa, un articolato e collaudato meccanismo fraudolento finalizzato a far lievitare artificiosamente l'entità dei rimborsi corrisposti dal sistema sanitario. Nella scheda di dimissione ospedaliera sarebbe stato dichiarato un DRG difforme rispetto alle reali attività come risultanti delle cartelle cliniche, così realizzando una conseguente truffa ai danni del Servizio Sanitario Pubblico per
oltre complessivi 3 milioni di euro, somma oggi sottoposta a sequestro. Su 723 cartelle cliniche esaminate, ben 591 presentavano, per gli investigatori, anomalie, con una percentuale di incidenza pari all'81 e 74%. Anomalie che, alla luce del grave quadro indiziario, basato su imputazioni provvisorie e che dovranno trovare conferma in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio, non paiono potersi attribuire a casualità o superficialità dei controllori, bensì, proprio per la frequenza e metodicità, da ritenersi sintomatiche di un sistema rodato. Le fiamme gialle peloritane e che hanno nel dettaglio documentato il ruolo nodale di una dirigente dell'ASP di Messina, di recente posta in quiescenza e per tale motivo non destinataria di provvedimento cautelare, già a capo del nucleo operativo di controllo dell'ASP di Messina. Nuova opportunità per il turismo ad Agrigento. Arturo Cantella ha intervistato Fabrizio Lagaipa, amministratore del distretto turistico. Il distretto turistico Valle dei Templi di Agrigento è diventato DMO, Destination Management Organization. Nella sede dell'assessorato regionale del turismo si è svolto infatti un incontro con l'assessore regionale Manlio Messina, il capo di gabinetto vicario Lillo Pisano, il presidente del distretto e sindaco di Agrigento Franco Miccichè, il vicepresidente e sindaco di Santa Elisabetta Gueri, l'amministratore delegato Fabrizio Lagaipa. La riunione è stata utile per programmare la cerimonia ufficiale di presentazione che avverrà il prossimo 5 ottobre ad Agrigento all'ex Collegio dei Filippini, alla presenza dell'assessore regionale al turismo Messina, e l'amministratore Lagaipa illustrerà i passaggi che hanno portato alla nascita della DMO. Il distretto turistico Valle dei Templi diventa DMO, cioè Destination Management Organization. Significa che il distretto assume un ruolo riconosciuto a livello regionale e dalla legge europea, che consentirà di portare avanti dei progetti non solo per il territorio di Agrigento città, ma di tutta l'area distrettuale che va da Sciacca sino a Riesi, sino a Butera, Caltanissetta eccetera, per fare dei progetti molto importanti a beneficio della promozione del territorio e della sua gestione. Per cui un sentito ringraziamento va alla Regione, in particolare, lasciatemelo dire, al capo di gabinetto vicario Lillo Pisano, che è del nostro territorio e che questa cosa l'ha voluta fortissimamente, ed è uno strumento a disposizione del territorio per portare avanti dei progetti e finalmente farlo uscire da questa marginalità che purtroppo, nonostante le nostre risorse, continua a rimanere sempre. Ricordiamo che ci sarà la presentazione ufficiale, dove e quando? Giorno 5 di ottobre alle 10:30 al Collegio dei Filippini ci sarà la presentazione ufficiale, perché poi dovremo spiegare tecnicamente quali sono gli importantissimi risvolti di questa novità, per cui inviteremo tutti i soci, sarà presente l'assessore regionale al turismo, sarà presente il dirigente generale dell'assessorato, ovviamente ci saremo tutti noi e tutta la cittadinanza, gli interessati ovviamente sono invitati a partecipare. Ecco, brevemente quale sarà la ricaduta per il nostro territorio? Immediatamente, così per come abbiamo visto per esempio a dicembre, dove c'è stato un primo segnale da questo punto di vista, sarà possibile fare delle promozioni su grande scala del territorio che prima per i loro costi ci erano preclusi. Noi a dicembre siamo riusciti a fare uno spot su Agrigento che è andato su Rai, Mediaset, La 7 e altre testate nazionali. Riusciremo a fare cose della stessa portata, chiaramente sempre con un interesse sempre maggiore rispetto al nostro territorio. Sopralluogo del sottosegretario Cancelleri nei cantieri della Agrigento Palermo. Altre tappe sempre del sottosegretario sul viadotto Salso e a Porto Empedocle. Arturo Cantella. Novità in arrivo per la viabilità della strada statale Agrigento-Palermo, che da interminabili anni fa soffrire gli automobilisti in un vero e proprio calvario da affrontare per recarsi nel capoluogo di regione e viceversa per chi vuole venire nella nostra città o nel comprensorio montano agrigentino. In tal senso il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Giancarlo Cancelleri ha raggiunto i cantieri della strada statale 189 della Palermo-Agrigento, importante arteria siciliana, accompagnato dai tecnici dell'ANAS e della CMC, al fine di verificare ulteriormente lo stato dell'avanzamento dei lavori e dei cantieri aperti. Il sottosegretario Cancelleri, come aveva promesso, è tornato a far visita ai cantieri della Palermo-Agrigento per assicurarsi che i lavori avanzino velocemente e senza le interruzioni.
Con ANAS e CMC, le imprese affidatarie, oggi direttamente in cantiere, afferma Cancelleri, abbiamo fatto il punto al riguardo ai lavori della strada statale 121 e 189. Abbiamo preso un impegno ben preciso, continua Cancelleri, in questo territorio. I lavori non si devono più fermare fino alla consegna dell'asse principale di quest'opera. Ci sto mettendo tutto me stesso per mantenere la promessa. Di 10 semafori che rendevano difficilissima la viabilità di questa strada, già 7 sono stati eliminati, a conclusione di una corposa apertura del tratto a doppia carreggiata che avverrà tra ottobre e novembre. Ne dismetteremo altri 2, afferma Cancelleri. Seguo personalmente e costantemente i lavori della strada statale 121 e 189, in quanto è arrivato il momento di scrivere la parola fine a questo cantiere infinito. Il sottosegretario Cancelleri era presente altresì anche nella mattinata con l'esplosione controllata degli impalcati della pila 17 alla pila 37 del vecchio viadotto Salso sulla strada statale 640, strada degli scrittori, e creare così il nuovo innestro con lo svincolo di Caltanissetta dell'A19 a partire dal prossimo anno. Il vice ministro Cancelleri si è anche recato a Porto Empedocle per verificare il lavoro fatto per il porto, che porterà a notevole incremento dello scalo Malinaro. La struttura empedoclina infatti è stata inserita nel PNRR con 70 milioni circa di investimento fatti in collaborazione con l'autorità portuale di sistema della Sicilia occidentale, il finanziamento per la metropolitana di superficie e l'illuminazione del porto per circa 3 milioni di euro. Passeggiata silenziosa in ascolto del Creato, a cura dell'Arcidiocesi di Agrigento, appuntamento il 2 ottobre alla foce del fiume Platani in territorio di Ribera per la 16ª giornata diocesana per la custodia del Creato. Progetto Giovani 4.0, intervista all'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla. Nuova edizione per il progetto Giovani 4.0, il bando promosso dall'assessorato regionale all'istruzione e formazione professionale nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo Sicilia, mirato all'alta formazione dei giovani siciliani. Dopo il successo riscontrato nella prima edizione del bando 27 del 2019, la cui seconda finestra ha finanziato circa 700 voucher formativi, il progetto è stato rifinanziato con una dotazione di 4 milioni di euro destinati a supportare il processo di specializzazione dei giovani attraverso l'acquisizione di titoli di alta formazione post laurea, di certificazioni linguistiche e il conseguimento di licenze, patenti e brevetti. È in pubblicazione il nuovo avviso relativo al progetto Giovani 4.0. Si tratta di un contributo economico per attività che riguardano o il conseguimento di master e corsi di alta formazione in Italia e all'estero, ovvero per il conseguimento di certificazioni linguistiche per l'apprendimento di lingue straniere, ovvero ancora per il sostegno economico al conseguimento di patenti, licenze e brevetti, insomma tutte quelle condizioni che possano facilitare la qualificazione dei giovani e far loro guardare con maggiore ottimismo alla prospettiva dell'occupazione e del lavoro. I vincitori non dovranno anticipare le spese per queste attività formative, perché è stato introdotto un sistema che prevede, una volta accettata la domanda, il trasferimento diretto delle risorse economiche necessarie agli enti gestori delle attività formative prescelte da ogni singolo ragazzo. Invitiamo i giovani siciliani a guardare al loro futuro e a farlo insieme al Fondo Sociale Europeo. Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha presieduto un nuovo incontro del tavolo provinciale del coordinamento per la didattica in presenza,
previsto dal decreto del 3 dicembre 2020, al quale hanno preso parte l'Assessorato regionale ai trasporti, l'Ufficio scolastico provinciale, Trenitalia SPA e le ditte che prestano i servizi di trasporto in favore degli studenti e la consulta scolastica provinciale. Nel corso dell'incontro, grazie alle interlocuzioni avvenute nelle settimane scorse tra gli enti interessati e la Prefettura, è stato predisposto e approvato un documento operativo aggiornato relativo alle nuove modalità di servizio di trasporto in favore degli studenti della provincia a seguito della ripresa dell'attività didattica in presenza al 100%, servizi che verranno espletati in modo tale da garantire l'ingresso degli alunni in un'unica fascia oraria. A tal riguardo sono state previste 18 corse aggiuntive e un potenziamento dei servizi anche da parte di Trenitalia relativamente alla tratta Grotte-Agrigento e Agrigento-Racalmuto. Il prefetto Maria Rita Cocciufa durante l'incontro ha sottolineato la sinergia che si è creata tra gli attori coinvolti, grazie alla quale è stato possibile lavorare per tempo affinché la provincia di Agrigento e la scuola potesse ripartire in presenza senza distinzioni di alcuna fascia oraria. Red Ronnie si rifiuta di esibire il Green Pass e resta fuori dal museo di Messina. Esplode così una nuova polemica in città. A rendere noto l'accaduto è stato lo stesso critico musicale con un video pubblicato sui social. In un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, Orazio Micali, direttore del museo messinese, ha evidenziato: siamo un servizio pubblico, rispettiamo le norme, le applichiamo e le facciamo rispettare a chiunque. La questione, proseguita con vari commenti che hanno visto protagonisti esponenti politici locali, tra questi anche il sindaco Cateno De Luca. Per il primo cittadino tutto sarebbe stato organizzato dal critico musicale per dare visibilità al museo messinese. Sul caso è stata presentata anche un'interrogazione consiliare. Io ho il Green Pass, ho preso un aereo ieri, quindi, però, e ti firmo una dichiarazione che ho un Green Pass, però neanche il direttore, non ci ha neanche ricevuto il direttore. Assolutamente, anzi voleva chiamare pure i carabinieri. Ah, voleva chiamare i carabinieri? Sì, ha detto in caso chiamate i carabinieri. Ah, chiamate i carabinieri, capito? Perché i delinquenti siamo noi. È una questione di rispetto nei confronti dei lavoratori del Museo di Messina, che ieri sono stati aggrediti dal più classico "lei non sa chi sono io", addirittura minacciati di essere oggetto di indagine dei carabinieri perché voleva entrare senza mostrare il Green Pass. E le regole vanno rispettate sempre, sia che ti chiami Red Ronnie, sia che ti chiami Pinco Pallino. Ecco, poiché facendo così mette in difficoltà innanzitutto i lavoratori che fanno il loro lavoro, fanno applicare le regole, chiedono il Green Pass e chiedono di indossare la mascherina nei luoghi pubblici, così come prevedono le regole, ripeto. Ecco, non è consentito né a Red Ronnie, né a Cateno De Luca, né ad Alessandro Russo, a nessuno di poter fare entrare in luoghi di lavoro delle persone, come in questo caso Red Ronnie, senza che siano rispettate queste regole. C'è a questo punto un motivo di opportunità se far permanere Red Ronnie e la qualifica di esperto del sindaco, non lo so, di grande giurì delle selezioni di queste attività musicali che il Comune sta promuovendo e il sindaco sta promuovendo. C'è un motivo di opportunità perché la città di Messina ha sofferto tantissimi mesi con grande pazienza, tanti sacrifici, sta adesso aderendo alla campagna di vaccinazione, sta facendo moltissimi sforzi per uscire da questa grave crisi pandemica e non è consentito a nessuno che possa avere anche lontanamente il sospetto di essere un Novax, un no Green Pass, un no qualcosa, non è consentito a nessuno di giocare su questi termini, su queste contraddizioni. Il sindaco, che è la massima autorità sanitaria locale della città di Messina, deve riprendere i Red Ronnie e dire pubblicamente alla città che il vaccino e il Green Pass sono le uniche vie per poter uscire dalla pandemia. Sinceramente, legare la sorte delle attività musicali del Comune di Messina a un personaggio che dichiaratamente viola le regole e vorrebbe addirittura violarle nei confronti di lavoratori che chiedono il loro rispetto, sinceramente non mi pare una cosa logica e percorribile. Vorrei dire un'ultima cosa, ma il Red Ronnie, che nei prossimi giorni sarà presente all'interno del Teatro Vittorio Emanuele proprio per fare queste selezioni, lo sai che all'interno del Teatro Vittorio Emanuele ogni settimana i lavoratori devono essere soggetti a tampone e a mostrare il Green Pass anche se si è vaccinati? E che cosa farà in quel caso Red Ronnie? Io voglio capire e sarò lì a vigilare che nei prossimi giorni Red Ronnie faccia il tampone e mostri il Green Pass al Teatro Vittorio Emanuele. Il lido agrigentino di San Leone avrà un nuovo porticciolo finanziato dalla regione. Buone notizie per la nostra città. Il governo Musumeci finanzia la riqualificazione del porticciolo di San Leone.
Verrà sistemato e riqualificato. La decisione adottata dal governo Musumeci nell'ultima seduta è stata comunicata dal presidente della regione al sindaco del comune di Agrigento Miccichè nel corso di un incontro avvenuto a Palazzo d'Orleans. Il governatore ha anche assicurato di seguire con molta attenzione la procedura del progetto per la sua riqualificazione e quella della rete idrica. Per il porticciolo ci sono a disposizione 1.200.000 euro e gli uffici del Genio Civile di Agrigento, diretti dall'architetto Lamendola, hanno già provveduto alla redazione del progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione dell'area portuale e il ripristino della mantellata del muro paraonde del Molo di Ponente. Il progetto è stato firmato dall'architetto Carmelo Solcer e dal geometra Salvatore Failla con la collaborazione di Isidoro Curabba e Carmelo Sedita. L'onorevole Savarino afferma: ringrazio il presidente Musumeci per l'attenzione che costantemente presta alla mia provincia di Agrigento. Aspettava da troppo tempo questa risposta concreta, lo avevano constatato anche lo scorso anno durante la campagna elettorale. Ancora una volta possiamo dire impegno mantenuto. Sempre sul porto di Agrigento interviene anche il consigliere comunale di Agrigento, diventerà bellissima Roberta Zicari, affermando come: voglio ringraziare il presidente Musumeci, l'assessore Falcone, l'onorevole Savarino, l'architetto Lamendola, gli uffici del Genio Civile e tutti coloro che si sono spesi per giungere a questo risultato. Roberta Zicari conclude dicendo: la notizia del finanziamento in arrivo per il porticciolo di Agrigento ci riempie di gioia, così come abbiamo sostenuto in campagna elettorale per il rilancio della città bisogna puntare sulle 3 P: porto, parco e polo. Avanti così. Lunedì 27 settembre alle 9:30 a Canicattì, nella sede ex Badia, sarà effettuato il sorteggio per la nomina degli scrutatori in vista delle amministrative di ottobre. Consegnato al professor Francesco Pira il premio internazionale Apoxmeno 2021 per il sociale, l'evento organizzato dall'IPA della Toscana, riconoscimento a personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. La cerimonia si è svolta in provincia di Arezzo a Monte San Savino. La motivazione del premio data al professore Pira è per le indubbie qualità professionali e scientifiche, per la fattiva collaborazione con le forze dell'ordine in contesti di grande valore culturale. È stato il sindaco di Monte San Savino, Margherita Algida Scarpellini, a consegnare la statuetta al professore agrigentino, esprimendo apprezzamento per l'attività svolta. Un'edizione di alto livello, quella di quest'anno, come ha ammesso al termine dell'evento con soddisfazione il direttore artistico e anima del premio, il colonnello Orazio Anania. Poco fa è stato citato Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi ha detto una cosa recentemente molto interessante, che la nostra è una società dove contano più le conoscenze che la conoscenza. Ecco, la rete poteva essere una grandissima occasione per condividere conoscenze, invece è diventato un luogo dove l'odio viene seminato tutti i giorni, dove gli haters vincono su quella che può essere invece quello che può essere un messaggio positivo. Il sindaco sarà anche testimone che molto spesso, quando i cittadini non sono d'accordo su qualcosa, ormai scrivono su Facebook e non vanno invece in comune a lamentarsi. Quindi credo che questa cosa è molto importante. Classici leoni da tastiera. Sì, sono loro, ma poi stanno accadendo tante cose terribili. Pensate che la scuola è iniziata da pochissimi giorni e già ci sono 3 ragazzi, 2 sono morti di 15 anni e una in fin di vita, che hanno tentato il suicidio, si sono suicidato e hanno tentato il suicidio, ed è un numero che cresce giorno dopo giorno, perché i nostri ragazzi, i nostri bambini sono sempre più fragili e hanno bisogno di incontrare persone, di coltivare relazioni più che coltivare connessioni, e questo è l'aspetto più deteriore che a volte la rete. Pausa per la pubblicità. A tra poco. Siamo allo sport, calcio. Dalla società dell'Acragas arrivano le scuse ai tifosi per la sconfitta a tavolino dopo il caso Majorano. Ma diciamo che sostanzialmente è successo questo. All'atto in cui abbiamo tesserato il giocatore Majorana, abbiamo dato disposizione alla segreteria dell'Acragas di fare i dovuti controlli di questa natura, se il giocatore era diffidato, era squalificato,
e i controlli sono stati fatti, solo che è successa una variante che poi ha causato il caso. Qual è la variante? Il nostro segretario ha controllato fino all'ultima partita di interregionale, perché il giocatore giocava nell'interregionale, e ha visto che nell'ultima partita il giocatore ha subito un'ammonizione con diffida e in quella partita finiva il campionato. E i controlli sono stati fermati là, perché finito il campionato non c'è squalifica, ma c'è solamente un'ammonizione con diffida. Secondo il nostro segretario la partita era chiusa, mentre la società in cui militava il giocatore Majorano doveva disputare ancora una partita, perché nell'ambito della problematica del Covid si è recuperato una partita, al che in quella partita il giocatore Majorano ha preso un'ammonizione, di conseguenza automaticamente scattava la squalifica. Noi ci siamo fermati a fare i controlli fino all'ultima partita di campionato ed è successo questa anomalia. Il segretario ha rassegnato le dimissioni, noi le abbiamo rigettate perché ritenevamo che era un errore che poteva capitare a chiunque, per cui abbiamo ritenuto opportuno rigettare le dimissioni, e qua è tutta la vicenda. Chiaramente noi come società siamo desolati, chiediamo scusa alla tifoseria in generale, però è chiaro che errare humanum est, cioè un errore è ammissibile, non significa che il segretario è un dilettante o la società è una società di cretini e di dilettanti. Sono cose che nella vita possono succedere, fortunatamente è successo all'inizio del campionato, per cui il gap si può recuperare. Tutto qua. Parliamo adesso del presente, il mercato dell'Akragas. Sarebbero pronti alcuni colpi di mercato per rinforzare ulteriormente la squadra? Ma noi da agosto, da quando siamo entrati, che abbiamo capito cosa è necessario per l'Akragas per recitare un ruolo di primo piano da protagonista in questa stagione, e abbiamo sempre detto che è un cantiere aperto. È chiaro che noi siamo entrati nella società un mese fa, forse neanche un mese fa, per cui tutti i pezzi da 90, tutti i giocatori importanti, diciamo che si erano tutti accasati, per cui abbiamo avuto questa difficoltà. È chiaro che ancora noi siamo sul mercato, riteniamo che a giorni potremmo chiudere qualche grossa operazione per permettere all'Akragas, laddove è necessario, di potersi rafforzare, ma è chiaro che questa società è pronta da tutti i punti di vista a far sì che l'Akragas reciti il ruolo da protagonista, per cui ritengo che da qua a qualche giorno ci sarà qualche grossa novità per l'Akragas. Diramato il calendario di Coppa Italia che interessa l'Akragas con una nuova sfida con lo Sciacca. Intanto domenica inizia il campionato di prima categoria. Carmelo Lentini. Akragas e Sciacca incroceranno nuovamente le armi negli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza. La gara di andata è in programma mercoledì 29 settembre, vale a dire la prossima settimana, sul campo dello Sciacca, a partire dalle ore 15:30, mentre il ritorno si disputerà sempre mercoledì 13 ottobre e sempre alle ore 15:30, però allo stadio Esseneto di Agrigento. Questo è il programma delle sfide degli ottavi di finale e relativamente al Girone A. Si incroceranno Mazzara Castellammare, Parmonvalle Marineo, Pro Favara Nissa e Unitas Sciacca Akragas. Ed ora cambiamo categoria. Finalmente ci siamo, parte domenica prossima, 26 settembre, il torneo di prima categoria, un campionato tanto atteso per tutte le squadre e partecipanti che in estate hanno lavorato tantissimo per organizzare i propri organici. Si presenta in nascita di partenza un torneo equilibrato, arricchito anche dalla presenza di moltissimi calciatori che hanno calcato campi di categoria superiore. 12 le squadre pronte al via e tra queste figurano 4 agrigentine, l'Atletico Favara, Empetoclina, Ravanusa e Gemini.
L'unica a debuttare in casa è l'Atletico Favara, mentre le altre 3 sfideranno fuori casa il Don Bosco Mussomeli, l'Empedoclina, il Real Termine Bellaville, il Ravanusa e lo Sporting Termini, il Gemini. Le gare al via domenica 29 settembre saranno le seguenti: Atletico Favara Sciara, Bagheria Città della Ville Sommatino, Don Bosco Mussomeli Empedoclina, Master Pro Aspra, Real Termini Bellaville Ravanusa e concludiamo con lo Sporting Termini Gemini. Sabato a Porto Empedocle alle ore 17 verrà inaugurato il nuovo stadio comunale dopo i lavori di riqualificazione della struttura con un nuovo manto in erba sintetica e l'adeguamento degli spogliatoi. All'inaugurazione sarà presente Totò Schillaci, campione del mondo d'Italia 90. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.